Un cordiale saluto amici sportivi, ben trovati con le telecamere della Wii Sport. Andrea Stagni pronto a raccontarvi della nona giornata del campionato regionale Under 17 per il girone C, Ionica contro Villafranca Messana. Entrambe le formazioni vengono dai 3 punti ottenuti nell'ultimo turno di campionato. I padroni di casa, che hanno espugnato il Gescal Stadium vincendo per 1-0 grazie alla rete di De Glo, si trovano in questo momento al quarto posto in classifica. I ragazzi di Mister Perrone. Dall'altro lato la Villafranca Messana, che viene dalla vittoria ottenuta nell'ultimo turno per 3-1 contro i Giovani Leoni, proveranno a dare continuità a questo risultato i ragazzi di Mister Foti, nonostante l'ostica trasferta che li aspetta quest'oggi al Comunale di Santa Teresa. Grazie alle immagini curate dal nostro Samuele Zaccone stiamo vedendo le fasi di riscaldamento prima dell'inizio della sfida. Grazie all'aiuto delle nostre grafiche invece abbiamo visto gli 11 scelti dai due mister che quest'oggi scenderanno in campo a darsi battaglia. Fanno in questo momento il loro ingresso in campo le due formazioni, i padroni di casa della Ionica in completino giallo-rosso, la formazione della Villafranca Messana invece in completino total white. Dopo i classici saluti di rito tra le due formazioni, alle nostre telecamere e alle tribune come sempre gremite da tifosi, si potrà partire con il fin della gara. Sarà la Ionica a battere questo primo pallone di questa sfida, attaccheranno da sinistra verso destra dei vostri schermi. Al contrario la Villafranca Messana risponderà da destra verso sinistra, subito la Ionica che ci prova in avanti a rendersi pericolosa, qui con Cassaniti che prova a scaldare i guantoni di Ciraulo, tentativo del numero 9 centrale, non ha problemi il numero 1 della Villafranca Messana, che poco dopo ancora su questo tentativo di Cassaniti dovrà mettere una pezza spedendo il pallone in calcio d'angolo. Dagli sviluppi dello stesso è De Glo ad avere l'occasione per portare in vantaggio i padroni di casa, prova in spaccato a trovare la rete dell'1-0, il pallone che però si è spento al lato, ci prova dall'altro lato Spanò direttamente da calcio di punizione. Il tentativo del numero 10 però è centrale, non può creare problemi alla retroguardia avversaria, un po' più di problemi invece li crea Branca con il suo calcio di punizione. Siamo al 35esimo quando ancora dagli sviluppi di un corner è De Glo lasciato tutto solo in aria, ha tutto il tempo per stoppare e calciare all'incrocio dei pali e a trovare la rete che vale l'1-0, seconda rete consecutiva per De Glo dopo quella della settimana scorsa contro il Gescal che ha portato i 3 punti. E ancora sua la firma sull'1-0 della Ionica che arriva proprio allo scadere della prima frazione di gioco. È cambiato il parziale dunque, i padroni di casa che sono passati in vantaggio con le immagini. Noi siamo passati al secondo tempo di questa sfida e sono ancora i padroni di casa che provano a spingere in avanti e a trovare subito la rete del 2-0. Avranno una grande occasione qui con Terrizzi che ha il tempo per controllare e calciare, ma spedisce alle stelle il numero 8. Dall'altro lato allora la Villafranca Messana prova a rispondere, avrà una clamorosa doppia occasione, prima con Candela e poi con Bonfiglio per trovare il pari, ma Informante in entrambi i casi è stato bravissimo a neutralizzare i tentativi avversari, come spesso accade nel calcio. Gol sbagliato, gol subito. Dall'altro lato è trovato ad arrivare più veloce di tutti su questa sfera e a colpirla con il sinistro mandandolo all'incrocio lontano dal lato di Ciraulo, che non può proprio arrivarci. Al 17esimo minuto del secondo tempo la Ionica è in vantaggio di 2 reti e allora prova a cambiare qualcosa Mister Foti, che lancia a Deodato che prenderà il posto di Mundo. Gli ospiti provano a trovare il gol che potrebbe riaprire la gara, ci provano con Cucinotta, anche in questo caso il sinistro del numero 5 però è centrale, non ha problemi l'estremo difensore dei padroni di casa. Inizia allora il valzer dei cambi per la formazione della Villafranca Messana, entreranno Barbaro, Maddalena, Gemellaro e Rizzo che prenderanno il posto di Candela, Bonfiglio, Fiumara e Cucinotta. È però sempre la Ionica a creare le occasioni più pericolose di questa sfida, qui solo un volo plastico da parte di Ciraulo nega il gol del 3-0 alla formazione di casa. Villafranca Messana che lancia dentro anche De Salvo che prenderà il posto di Sgro, ma la situazione si complica ulteriormente per gli ospiti. Verrà allontanato infatti Rizzo e poi anche un dirigente, non ci sarà più tempo. Triplice fischio da parte del direttore di gara, finisce così questa sfida. La Ionica vince per 2-0 e conquista altri 3 punti. Brutto tonfo invece per i ragazzi della Villafranca Messana. E allora per questa settimana dalle nostre telecamere è tutto, un saluto e alla prossima.